Siamo con Orietta Olivo della FP CGIL. Ci sono delle criticità che riguardano i vigili del fuoco, insomma ci spieghi un po' quali sono le carenze e le necessità. Allora, i vigili del fuoco intanto sappiamo quant'è l'importanza di questi uomini e donne che lavorano per il soccorso. Sono in pochi. Noi abbiamo calcolato come categoria che ne mancano più di 200, 230 solo fra gli operativi. Quindi questo è un grossissimo problema perché diminuisce la forza e la capacità di risposta in caso di necessità di soccorso. Inoltre c'è un problema anche che riguarda la loro salute e sicurezza quando lavorano. Intanto è paradossale, ma i vigili del fuoco non hanno l'INAIL. Sono gli unici dipendenti pubblici scoperti e anche privati scoperti da questa importante assicurazione e sono fra quelli più esposti in assoluto e hanno dei notevoli rischi nel lavoro perché quando ad esempio entrano in un grosso incendio o in un incendio di un appartamento anche vanno incontro a delle nanoparticelle che riescono a inalare e che possono creare serie malattie professionali. Infatti sta aumentando il numero di vigili del fuoco che hanno problemi cardiovascolari ma anche problemi cancerogeni. Ecco, e per il 2024 da chi dovreste ricevere delle risposte, insomma? Adesso a livello nazionale la funzione pubblica CGIL Vigili del Fuoco ha appena iniziato uno stato di agitazione e ha scritto al ministro Piantedosi perché i Vigili del Fuoco sono ministeriali. Noi a livello regionale non abbiamo possibilità di aumentare le assunzioni. Quello che dobbiamo fare è a livello di tutte le regioni di sollevare il problema perché è un problema nostro come sindacato ma è un problema di tutti i cittadini.